Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Focus TG, tutte le notizie in diretta dalle nostre province. Un'altra tragedia sulle strade, un'altra famiglia distrutta è accaduto sulla A13. Sono morte madre e figlia di 5 anni. Ci racconta tutto in diretta Chiara Gaiani, perché le vittime sono di Abano Terme. A te la linea, Chiara. Direttore, buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Un giorno davvero difficile questo per la comunità di Abano Terme. Con il collega Andrea Benetti ci troviamo nella frazione di Giarre. Alle mie spalle la scuola frequentata dalla piccola Gioia, che aveva iniziato da pochissime settimane la primaria, la sua avventura nel mondo della scuola. Lo dicevi, l'incidente non è avvenuto in Veneto, è avvenuto in Emilia-Romagna. Viaggiava con la famiglia Gioia insieme alla mamma e al papà, che era alla guida dell'auto, quando la loro auto è piombata su un mezzo pesante che era fermo per un precedente incidente. Papà non è riuscito a evitare l'impatto. Nel tragico incidente sono morte la moglie di 49 anni, Maria Grazia Forgetta, e la figlia, che avrebbe compiuto 6 anni il prossimo 2 ottobre. Il papà è rimasto praticamente illeso, ha fatto anche ritorno qui ad Abano Terme, dove la famiglia originaria del sud si era trasferita da circa una decina d'anni. Ecco, ti dicevamo il grande dolore. Questa è una scuola a tempo pieno, quella alle nostre spalle. Più volte ci hanno chiesto insomma di rispettare il dolore, tutti sono sotto shock all'interno, ci sono solo lacrime, ma allora ricostruiamo quello che è accaduto, anche il grande dolore della comunità nel servizio che abbiamo preparato questa mattina. Poi la linea può tornare a voi. Un tir fermo lungo la 13 in direzione sud, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Una famiglia che sopraggiunge a bordo della sua Skoda. Sono le 15:40 quando l'auto, guidata da un 50enne originario della provincia di Caserta, ma residente con la famiglia da 10 anni ad Abano Terme, finisce contro un mezzo pesante incolonnato a causa di un incidente avvenuto intorno all'ora di pranzo, nonostante un disperato tentativo di evitarlo. In un lampo la tragedia. Schiacciate dai rottami, vengono estratte senza vita dall'auto Maria Grazia Forgetta, 49 anni, e Gioia, 5 anni, la moglie e la figlia. Per ore sul posto operano i sanitari del SUEM, i vigili del fuoco, la polizia stradale. Un colpo durissimo per la comunità di Abano Terme, dove la famiglia era inserita, e la piccola Gioia, che giorni avrebbe festeggiato il 6° compleanno, aveva iniziato a frequentare la scuola primaria di Giarre. Tutti adesso si stanno stringendo all'uomo, rimasto praticamente illeso a partire dall'amministrazione comunale. È il vice sindaco Francesco Pozza a raccontare il grande dolore che ad Abano stanno vivendo in queste ore. Sono ore di profondo dolore per l'intera comunità di Abano Terme, scossa da questo fatto tragico che ha colpito una famiglia di nostri concittadini e a cui si stringe l'intera comunità aponense. Un pensiero lo rivolgiamo anche al mondo della scuola, alla scuola De Amicis, alla quale da pochi giorni aveva fatto il suo ingresso anche Gioia, e che in questi momenti anch'essa è chiamata a vivere un momento drammatico e delicato. Voi state pensando di dare qualche aiuto anche ai compagni di classe di Gioia? Assolutamente, l'amministrazione con l'istituto scolastico sarà di sostegno e di supporto per ogni esigenza che ci verrà segnalata. È nostro dovere essere vicini sia alla famiglia che ai più piccoli, ai bambini che faranno fatica a capire chiaramente questo momento. Questa era una famiglia che, arrivata dal sud, si stava inserendo all'interno del tessuto di Abano. Sì, una famiglia che aveva scelto la nostra città, che si stava inserendo, e chiaramente l'attività della scolastica è uno dei migliori strumenti per inserirsi, e quindi chiaramente è una tragedia che colpisce tantissime persone della nostra città, e in queste ore stiamo registrando proprio il dolore di un'intera comunità. Andiamo a Venezia, dove continuano le indagini sulla morte di Bruno Modenese, che era stato ricoverato in psichiatria ed è morto, e sono sotto inchiesta per omicidio preterintenzionale 2 infermieri. Intanto a Pellestrina è stata organizzata una fiaccolata per essere vicini alla famiglia, la vedremo. Vediamo il titolo abbastanza categorico della Nuova Venezia: morto per le botte dopo il ricovero. C'è un testimone
che ha visto tutta la scena. Qui si dà per certo che quest'uomo sia rimasto vittima che abbia riportato lesioni in seguito a percosse. Vi dicevo della fiaccolata di Pellestrina, e quindi dovremmo vedere il servizio di Lorenzo Maier. Purtroppo me l'hanno ucciso. Adesso ho una folla di persone che vogliono testimoniare quanto buono e quanto sia stato lui. Non ha mai fatto niente a nessuno, non ha mai fatto niente del tutto. Adesso sono qua, ma riesco a parlare poco perché l'emozione è tanta, però posso garantire che vogliamo giustizia, non voglio niente, non voglio altro non voglio che sia una cosa monetaria, però voglio giustizia al massimo che sia fatta, voglio chiarezza, voglio che capiscano che quello che hanno fatto hanno ucciso un angelo, gli hanno tagliate le ali e purtroppo è caduto di testa, come lo dicono loro, che si è fatto male da solo, zigomi, naso, trauma cranico con quello che è successo, che l'hanno mandato in arresto cardiaco per mezz'ora. Questa non è una sanità, se non ci sono persone che non sono in grado di farlo. Il paese si è riunito per dare una prova di solidarietà alla famiglia e per manifestare il disdegno che c'è adesso in questo momento per la verità, che vogliono la verità e capire cosa è successo a Bruno Modenese e manifestare la volontà di cercare dare un senso al tutto, capito? Perché adesso in questo momento quello che vogliamo è la giustizia, vogliamo che faccia il suo corso e che venga fuori la verità. Chi ha sbagliato deve pagare. Sai cosa che è il brutto? Che è il brutto più grande. Mi hanno mentito fino all'ultimo, non mi hanno fatto salire in ambulanza perché so come è la prassi, non possono. E mi ha detto Modenese, perché era un collega mio, ha detto sai che non puoi salire, va bene, vengo alla mattina alle 6 ero già fuori dal centro psichiatrico, mi hanno detto gli apro solo se ha indumenti personali del ragazzo. Quindi ho detto sì, ho detto ma posso capire almeno come sta, posso andare a vederlo? No, sai perché non posso andare a vederlo? Perché le 3-4 presumo io che l'abbiano già massacrato e era in condizioni già in arresto cardiaco, gli hanno fatto il massaggio cardiaco per mezz'ora e aveva bloccato il cuore. E avete visto centinaia di persone per ricordare quest'uomo molto conosciuto a Pellestrina, molto apprezzato. Andiamo a un'altra tragedia familiare, in questo caso il delitto di Maser, l'uomo che ha ucciso la moglie 77enne gravemente malata, era in stato vegetativo, ha detto io l'ho fatto perché non potevo più sopportare di vederla soffrire. Sergio De Zen continua a piangere, è stato interrogato, ha detto voglio restare in carcere, devo pagare per quello che ho fatto, non voglio gli arresti domiciliari. Sentiamo Christian Arboit. Non ritengo che ci siano delle responsabilità individuali o che ci sia una responsabilità dell'ospedale di Montebelluna piuttosto che di quello di Treviso o altro. Credo che sia un problema a livello nazionale. Purtroppo gli ospedali si ritrovano anche loro, sono costretti a seguire dei protocolli e quando un paziente è stabilizzato a dimetterlo, purtroppo manca una medicina di territorio che probabilmente dovrebbe esserci per aiutare in queste situazioni. È questa la ferma convinzione dell'avvocato Sabrina Dei Rossi all'uscita del carcere di Santabona Treviso al termine dell'interrogatorio di garanzia a carico di Sergio De Zen, il 74enne accusato di aver ucciso con una coltellata la moglie inferma Manuela Bittante, 77 anni, nella loro casa di Coste di Maser, dove la donna si trovava allettata da qualche giorno in stato semivegetativo ma cosciente, e questo dopo un ricovero di 1 mese e mezzo a causa di un ictus a Montebelluna. I medici hanno deciso di dimetterlo
rimetterla perché la situazione per loro era stabilizzata. Le alternative che era stata la loro proposta era o casa oppure una struttura privata. La struttura privata, il costo sarebbe stato di oltre 3.000 euro. Lei capisce che loro non se lo potevano permettere, era una scelta obbligata assolutamente. Quanto ai fatti di domenica nella casa di Viametti, davanti al GIP Cristian Vettoruzzo e al PM Gabriella Cama, De Zen ha confermato la versione della prima ora, quella data ai carabinieri di Cornuda non appena costituitosi. Ovvero che è stato un gesto che lui non sa adesso a posteriori comunque spiegare, ma che era sicuramente in una situazione di grande disperazione, che non riusciva a vedere la moglie ridotta in quelle condizioni. L'avvocato riferisce di un uomo ancora prostrato che si è assunto la responsabilità materiale del gesto, anche se restano da indagare i nodi della sua mente. Chiederò una perizia psichiatrica perché è all'evidenza una persona estremamente fragile, non lucida, che ha commesso un atto assolutamente contrario a quella che è la sua natura. Una convinzione però De Zen l'ha ribadita anche davanti al GIP. Niente, perché lui non vuole assolutamente niente, lui quindi non vuole una misura cautelare alternativa al carcere. L'abitazione è sotto sequestro, quindi l'alternativa sarebbe chiedere ospitalità a qualche parente o qualche amico, ma lui non ha nessuna intenzione. Sergio De Zen resta quindi in carcere. L'uomo non ha ancora sentito la figlia Aurora, mentre si attende l'esito dell'autopsia sul corpo di Manuela, fissata per venerdì. Ha fatto il marito fino in fondo, sono parole dello psicologo, psicoterapeuta Mirko Casteller, che hanno suscitato scalpore. Sentiamo poi come le ha argomentate il dottor Casteller. Sentiamo. Questa persona si è trovata davanti alla disperazione. Purtroppo la mente umana davanti alla disperazione perde la speranza. La giustizia da una parte e la mente umana dall'altra. Sergio De Zen aveva perso la speranza solo con la figlia, lui a capo di una famiglia. Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta, rilegge il gesto che ha tolto la vita a Manuela Bittante, costretta a letto in stato semivegetativo per opera delle mani del marito. Il marito si è visto 4 fattori davanti. Il primo: non ce la faccio. Il secondo: probabilmente metto a rischio tutta la famiglia, non solo mia moglie che è in quelle condizioni, ma anche la stabilità economica. Il terzo: sono io il capofamiglia. Ha fatto il marito fino in fondo, dice Casteller, nel momento in cui De Zen ha voluto proteggere la moglie dal dolore. Ha fatto il marito fino in fondo perché lui aveva un ruolo di responsabilità probabilmente nei confronti della moglie. E nel momento in cui si vede qualcuno soffrire e si è davanti alla disperazione, come dicevo, l'istinto è primordiale. Non ci sono sovrastrutture mentali, di mediazione. Un gesto che sul piano giuridico non trova giustificazione, ma che apre un altro fronte, quello del vuoto normativo che ancora c'è sul fine vita. Sbagliato, aggiunge poi Casteller, avvicinare e confrontare il comportamento di un marito a quello di una figlia. La percezione della madre presente per la figlia era molto più importante anche in una condizione di instabilità relazionale. Per il marito la cosa è completamente diversa, perché il tema della relazione e dell'accudimento per lui è diretto e lui ha voluto far soffrire il meno possibile. L'intervista di Anna De Roberto, e molto spesso all'origine di questi fatti c'è anche la solitudine, l'abbandono in cui si sono ritrovati quest'uomo con sua moglie e ovviamente la solitudine riguarda tanti anziani che vanno poi in case di cure negli ospizi, e c'è un progetto per un maxi villaggio per anziani a Cartigliano. Andiamo a sentire subito Alex Giuliano. A te Alex. Buongiorno direttore, dici benissimo, siamo in diretta da Cartigliano, dove è stato presentato oggi un programma ambizioso, innovativo, ecosostenibile. È un progetto di un grande villaggio per gli anziani, è un villaggio dove non verrà usata la parola casa di riposo o casa degli anziani, ma centro di servizi, perché ci sarà una profonda integrazione fra gli anziani e i giovani e diciamo quelli che fanno parte del polo scolastico adiacente al nuovo progetto, una cosa che è già in corso, ma
con il sindaco di Cartigliano Germano Racchella cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta, perché è davvero uno di quei progetti che cambiano il volto di un intero territorio. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. È un progetto che è nato come idea 4 anni fa, dove ad un pranzo degli anziani, quando parlando con loro ho capito che il problema era la solitudine. Sapendo ed essendo a conoscenza che la casa di riposo di Cartigliano aveva questi 8.000 metri quadrati di terra, mi sono confrontato con loro e ho lanciato l'idea di questo, chiamiamolo, villaggio degli anziani. Naturalmente hanno sposato, e li ringrazio, questa bellissima idea, ed oggi è un momento storico per tutta Cartigliano, ma non solo, anche per tutto il territorio, perché andiamo, possiamo dire tra virgolette, a contrastare la solitudine di queste persone fragili come lo sono gli anziani. Un progetto da 5 milioni di euro, verranno realizzate 44 unità abitative ecosostenibili, con la geotermia, con l'orto, con i giardini, con la serra. Tutto questo, ci spiega adesso il direttore Alessi della casa di riposo di Cartigliano, si andrà a integrare con l'asilo nido presente, il polo scolastico adiacente, per creare veramente un unico grande abbraccio intergenerazionale. È proprio questo, è il progetto di collegare le generazioni e farle vivere insieme, ritornare a quella realtà di corte che ormai è stata dimenticata, abbandonata. Le difficoltà della società di oggi le conosciamo, la scarsa natalità, gli anziani che aumentano, le reti sociali che si rompono. Noi vogliamo ricreare queste reti sociali e la casa di riposo, o meglio il centro servizi, perché così dobbiamo chiamarlo d'ora in poi, deve essere l'attore principale di questa cosa, perché abbiamo tutte le conoscenze, abbiamo la capacità di gestire tutta una serie di servizi alla persona che sono adatti ed indicati a far sì che queste persone anziane possano vivere insieme a ragazzi, a giovani, a persone che hanno disabilità, e quindi ricreare una comunità coesa. E come avrete capito, un grande progetto ambizioso che partirà nel 2024, si realizzerà entro il 2025. Da Cartigliano per il momento è tutto, ma seguiremo sicuramente da vicino le tappe di questo grande villaggio per gli anziani. Grazie molte, grazie ad Alex Giuliano. Si parla di anziani anche per l'aumento delle rette nelle case di cura, quindi ce ne occupiamo spesso, ci occupiamo spesso anche di anziani aggrediti, e in genere moltissimi sono i veneti che sono stati aggrediti in questo periodo. Uno degli ultimi è il pasticcere di Vicenza, che è stato picchiato e derubato. Si pensava che i responsabili fossero degli stranieri, invece sono 2 vicentini sbandati. Vediamo il servizio della nostra redazione di Vicenza. Lo avevano colpito con calci, morsi e pugni, introducendosi di notte nel laboratorio interrato, facendolo cadere a terra per rapinarlo e poi fuggire. L'aggressione al titolare della pasticceria Sorarù, ad un passo dalla Basilica Palladiana, era stato solo il culmine della serata di scorribande criminali dei 2 noti pregiudicati vicentini, arrestati oggi dalla polizia. Le indagini sono state svolte a ritroso, a partire dalla rapina. I 2 al termine erano fuggiti, abbandonando un trolley risultato rubato qualche ora prima in un'abitazione non lontana da lì, e avevano tentato un altro furto in abitazione. Inoltre è emerso il loro coinvolgimento anche nel furto avvenuto in un ristorante di sushi dopo la rapina alla pasticceria. Proprio nel locale è stato infatti trovato il portafogli del titolare della Sorarù. Una serie di episodi molto gravi che sono avvenuti appunto una decina di giorni fa, in relazione ai quali appunto sono state sviluppate attività investigative immediate proprio per poter ricostruire
la dinamica dei fatti e poter addivenire all'arresto dei responsabili. Si tratta di due senza fissa dimora, gravitanti nel Vicentino, di 28 e 30 anni. Al termine della ricostruzione della sequenza di reati da parte della Questura, in collaborazione con i Carabinieri, la Procura della Repubblica Berica ha chiesto al GIP 2 ordini di custodia cautelare. Per loro è scattato anche un foglio di via dal comune di Vicenza. Fondamentale per le indagini è stato l'ausilio delle telecamere. Ancora una volta anche queste indagini ci hanno dimostrato e ci hanno confermato che l'esistenza dei sistemi di difesa passiva, di allarmi anti-intrusione, di sistemi di videosorveglianza sono fondamentali non solo a scopo dissuasivo, ma anche nel caso in cui questi reati vengano commessi, per poter intervenire immediatamente, far intervenire immediatamente le forze dell'ordine e per poter poi ricostruire la dinamica dei fatti non solo attraverso le testimonianze ma anche le immagini. Il plauso dell'amministrazione va alle forze dell'ordine che hanno chiuso il cerchio attorno all'escalation degli episodi consumati nella notte tra il 19 e il 20 settembre, individuando gli autori in poco tempo, e si rilancia il tema della presenza di agenti sul territorio. Nei prossimi mesi abbiamo già programmato l'assunzione di 6 nuovi vigili, di 6 nuovi agenti della polizia locale, e pensiamo di riuscire ad assumere anche di più per tornare a portare a Vicenza gli agenti nei quartieri, tornare ad avere il vigile di quartiere con una presenza maggiore all'interno dei quartieri cittadini. Servizio di Luisa Bertini, oggi in regia ci sono Renato Capoia e Andrea Basso. Andiamo a Sandrigo, dove c'è ancora lo shock di una comunità per la rapina violenta messa a segno durante la festa del baccalà, caccia ai responsabili di questo episodio. Vediamo. Proseguono senza sosta le indagini dei Carabinieri di Thiene sulla rapina alla festa del baccalà di Sandrigo. I militari stanno passando al setaccio le tracce lasciate dai malviventi in fuga verso Verona. È stato confermato che la Seat Leon nera, data alle fiamme verso le 2 la notte scorsa a Povegliano, sia proprio l'auto rubata usata dai criminali. 2 uomini hanno sottratto il denaro nella colluttazione con la coppia di tesorieri della Pro Sandrigo, mentre un terzo complice li attendeva in auto. Un gesto odioso, inaccettabile, che colpisce il lavoro di centinaia di volontari, è il commento del consigliere regionale Gio Formaggio, che ricorda un episodio simile avvenuto sempre nel Vicentino 3 mesi fa, a giugno, durante il Festival musicale di Agugliaro. Un grave atto criminoso, un oltraggio a tutta la collettività, stigmatizza oggi il presidente del Veneto Luca Zaia, che esprime vicinanza ai 2 volontari feriti e la solidarietà alla comunità di Sandrigo, che si prodiga da anni per sostenere una delle principali tradizioni gastronomiche d'eccellenza venete. E sempre a Vicenza un assalto a una cartolibreria, attestazioni di solidarietà e vicinanza al negoziante che è stato aggredito. Vediamo. Vabbè, vedo che è protetto, viene a prendere il giornale col casco adesso. Sì. Ho paura delle mozzate. Sì, meglio. Sono più sicuro. Ormai siamo a questi livelli. No, a parte gli scherzi, comunque sì. Qui anche per dare una solidarietà. Beh, io sono cliente suo, sì, ma il problema secondo me è che adesso questi si accontentano anche di poche cose, non vanno alla ricerca del colpo, quindi possono andare da chiunque, in qualsiasi casa, da qualsiasi negozio, perché anche con 500 euro... Vengo a salutare Enrico intanto e mi dispiace quello che è successo e spero che non succeda mai più. Però purtroppo siamo in brutte mani, bruttissime. Sono rimasta di sasso perché giustamente non siamo più sicuri di niente. Abbiamo una città abbandonata a se stessa. Dove non si pensa o si pensava che potesse accadere, invece adesso pian piano è una roba che ti fa, una volta era una roba leggera, adesso ti fa angoscia un po' perché fai fuori trovi quello che ti mena, guarda a Roma vai fuori dalla stazione e lì ti fermo. Più controlli e più polizia e più invogliata anche, perché magari passano solo e basta. È un po' un posto un po' da aver paura. Io abito giù per la stradina lì, e anche lì di notte c'è un giro un po'... Insomma, bisogna stare attenti. Speriamo che non mi succeda mai niente. È spaventata anche lei con questa notizia? Beh, il signore arriva alle 5:30, 6, io vengo qua alle 3 di notte, per cui sono proprio nel mezzo
del momento, ma però ecco, fino adesso mi difendo e ci difendiamo. Purtroppo bisogna tenere chiusa la porta ed evitare brutte facce che si presentano, evitare che entrino, perché il più della volta sono guai, dopo sappiamo benissimo come va a finire. Settimana scorsa a una pasticceria in pieno centro c'è un po' tanto. È una zona che è cambiata, cioè qualcosa che va. No, cioè non credo, non è la zona, è la città, è cioè, il paese, non solo la zona. Cioè... Anche lei, signora? Sì, penso anch'io quello che ha detto la signora. Siamo cambiati in peggio. Siamo cambiati in peggio e quindi telecamere e controlli di vicinato, sono tornate anche le ronde, ma a Castello di Godego la lotta non è in questo momento contro ladri e banditi, ma contro i bestemmiatori. Ci dice tutto Lucio Zanato in diretta da Castello di Godego con Nicoletta Rizzetto. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, mi trovo a Castello di Godego e siamo qui perché vogliamo raccontare questa storia. Una storia che di per sé è molto semplice, anche se ha un retrogusto un po' amaro per noi veneti. Perché lo scoprirai, lo scoprirete. Intanto entriamo qui al Bar Sport d'Amu, che siamo con la famiglia Muledda, e la famiglia Muledda, che ha il papà e marito sardo, la moglie veneta, a un certo punto hanno deciso di portare avanti questa sorta di iniziativa, ovvero chi bestemmia deve mettere dentro €1, comunque è consigliato a mettere dentro €1. Cominciamo con Daniele Muledda. Senta, da dove nasce questa iniziativa? Allora, questa iniziativa nasce a rientro dalle ferie dalla regione Sardegna al Veneto. Abbiamo detto adesso si torna a lavorare e riprendiamo anche con le bestemmie, che a noi un po' danno fastidio, non un po' danno fastidio perché sono offese che non servono a niente fondamentalmente. Quindi a mia figlia è venuta questa idea: multiamoli così smetteranno, la finiranno. E un pochettino ci siamo riusciti, tra virgolette. Sarà tutto questo anche perché poi è un'iniziativa che a quasi un mese ha avuto un risvolto mediatico incredibile. Esatto, proprio per quello, quindi a questo punto siamo doverosamente obbligati a far rispettare questa regola, perché sennò tutto questo casca il palco, come si suol dire. Ecco, ma come fate? Perché uno arriva qui, magari, che ne so, visto che poi fa parte dell'Intercalare Veneto, cosa fate? Glielo facciamo notare subito, magari con la battuta: €1 è bestemmiato. Poi magari qualcuno lo mette e qualcun altro no, sì. Però voi intanto riuscite... Quando lo mettono magari gli diciamo no, non metterlo, scherzavo, però state un po' attenti. No, è giusto, ho bestemmiato, quindi lo devo mettere. Qualcuno non metterò mai niente qua, perché ci avete messo nella gogna il paese di Godego, come se fossimo i più bestemmiatori. Invece è una cosa regionale. Sì, purtroppo lei da sardo dice ecco, esatto, noi in Italia siamo riconosciuti come bestemmiatori. Sì, voi toscani e friulani eccetera, il nord-est, tra virgolette. E quindi secondo lei questa è un'iniziativa, ma si dovrebbe fare qualcos'altro magari con le giovani generazioni? Questo qua lo lascio alla Chiesa e ai genitori che insegnino, però se bestemmia il genitore senti anche i bambini piccoli che magari ne tirano qualcuno. Adesso invece andiamo dalla signora Michela. Signora, qual è il giorno peggiore per sentire di questi improperi? Il lunedì. Perché il lunedì? È il lunedì mattina o lunedì? Lunedì verso sera. No, non voglio accusare nessuno. Purtroppo succede. Vorremmo evitare questo. Non siamo una chiesa, siamo un bar. E ognuno è libero di esprimersi come crede, magari nel rispetto per chi lavora e per chi entra, perché non sono a casa loro. Ecco, perché diciamo che lei questa iniziativa l'ha accettata. A me dà fastidio, ma non in quanto come credo, per rispetto. Ci deve essere rispetto per qualsiasi religione e qualsiasi persona. Quando c'è rispetto a me va bene. Siccome a me dà fastidio, e anche a mia figlia, e tante volte è successo anche la bestemmia rivolta a noi, non mi sembra il caso. Tutto qua.
Ecco, senta, signor Daniele, lei diceva è anche, come dire, un confronto, perché cose così con altre religioni non capiterebbero mai, ad esempio con i musulmani. No, esatto. Abbiamo l'esempio di Charlie Hebdo, che ho citato, che appunto per una vignetta satirica ha creato scompiglio a Parigi con omicidi eccetera. A qualcuno che qua ho voluto anticipargli, perché sapevo che erano di quelli che bestemmiava, che gli ho detto attenzione, stiamo buoni con le bestemmie, mi ha risposto qua siamo albano, siamo mia incesa. Vabbè, intanto ti si casa mia, giusto per chiarire, così non è facile ma è divertente allo stesso tempo, ecco. Insomma, diciamo che sono più quelli che la prendono in positivo che non quelli che la prendono in negativo. Ci sono dei bestemmiatori seriali che hanno migliorato, hanno detto mi serve anche a me così miglioro, e fanno loro da guardia agli altri dicendo dai evita, non sta a bestemmare, sta attento, metti i soldi eccetera, quindi si controllano anche tra di loro. Senta signor Michele, per ultimo, quando finirà questa iniziativa? Non credo che finisca, noi lasciamo qua, quando il barattolo sarà pieno, e se sarà pieno io spero che rimanga vuoto, perché è un buon segnale se rimane vuoto, vuol dire che comunque è stato recepito il messaggio. Se sarà piena, o quando sarà pieno, penseremo a cosa fare con questi soldi, sicuramente in beneficenza, perché non è che sono soldi che teniamo per noi, a noi non servono i soldi delle bestemmie, come non servono a nessuno, però noi speriamo che rimanga sempre a basso livello, vuol dire che è stato recepito il messaggio. Ecco, e con con questo messaggio nel messaggio io restituisco la linea allo studio e a te, direttore. Lucio, ti ringrazio, mi è venuta un'idea, potrei mettere un vaso qui nello studio di Focus la sera, parolacce, parole, si potrebbe anche decidere di multare chi usa parole come tema, interlocuzione, stigma, no? Potremmo così raccogliere un bel gruzzoletto e poi darlo in beneficenza. Cosa ne pensi? Io penso che non sarebbe male, possiamo anche pensare a una sorta di gemellaggio tra il bar e Focus, in maniera tale che facciamo un bel gruzzolo e poi facciamo una bella iniziativa di non solo di elevazione culturale, perché poi si parla di elevazione culturale, ma anche di beneficenza, magari nei confronti degli ultimi. Sai com'è? Quando si utilizza un intercalare vuol dire che mancano argomentazioni e allora cerchiamo di portare avanti soprattutto le argomentazioni nelle discussioni. Cosa dici, direttore? Benissimo Lucio, lo faremo. Grazie molte a te e a Nicoletta Rizzetto, ovviamente ai gestori di questo bar per questa crociata, e intanto restiamo sul versante del sociale, perché si sta parlando in tutta Italia di uno spot a Esselunga dove la protagonista è una bambina con una pesca e i suoi genitori separati. Vediamo lo spot, perché la Meloni lo ha considerato toccante, altri dicono no, ha un taglio politico, insomma, giudicate voi, vediamo. Emma? Scusate, avete visto una bimba piccola? No, mi spiace. Emma, ma ti sembra che scappi via così? Vuoi una pesca? Va bene, prendiamo la pesca, ma non devi farlo mai più, ok? Andiamo. La maestra mi ha detto che oggi hai fatto un disegno bellissimo, vero? Hai fatto le stelline, c'erano pesci, un castello tutto verde. Mi stai ascoltando? Emma, c'è papà. Io ti chiamo questa sera, va bene? Vieni qui. Bene? Ok. Vieni questo. Che fai? Questa te la manda la mamma. Me la manda la mamma. Mi piacciono le pesche.
Allora dopo chiamo la mamma per ringraziarla, ok? È uno spot azzeccatissimo che fa anche una descrizione dei problemi delle famiglie italiane. Ovviamente la pesca, la bambina l'ha data spontaneamente al papà separato e questo è un po' il valore di questo messaggio. Politicamente è stato interpretato, come al solito la si butta in politica e vengono fuori questi polveroni inutili mentre abbiamo tanti problemi di cui occuparci. Si sta parlando moltissimo di questo spot, è geniale l'autore che l'ha realizzato perché appunto ha avuto un risalto enorme che poi è l'obiettivo di tutta la pubblicità. L'obiettivo invece di chi protesta è di ottenere dei vantaggi, dei benefici, dei risultati e si sono ritrovati assieme praticamente a manifestare a Venezia due categorie molto diverse. Da una parte gli universitari per la questione degli affitti molto alti e dall'altra parte i tassisti acquei della città lagunare. Vediamo. Vogliamo un futuro qui, recita lo striscione esposto sul ponte di Rialto da studenti universitari provenienti da tutto il Veneto per denunciare ancora una volta il caro affitti e tutte le altre spese che dai libri di testo ai trasporti rendono sempre più difficile l'esercizio di quello che dovrebbe essere il diritto allo studio. Noi vorremmo un futuro qui, vorremmo viverci, ma in queste condizioni chiaramente siamo costretti ad andare altrove. Il 65% degli studenti che non hanno beneficiato di una borsa di studio pur essendo idonei è in Veneto, 3.247 su un totale di 4.900 a livello nazionale, un primato che ha scatenato le polemiche in Consiglio regionale. La situazione a Verona è drammatica per quanto riguarda la residenzialità pubblica. Abbiamo ormai un ateneo in continua crescita con più di 30.000 studenti e solo 466 posti nelle residenze pubbliche convenzionate. E a Padova com'è la situazione? Disastrosa. Le case costano troppo, non ci sono e quelle poche che ci sono costano tra i 400 e i 500 euro. È una situazione ormai che è ingestibile. Io studio architettura a Venezia. Sono tra le persone più fortunate e per una stanza di 9 metri quadrati pago 425 euro al mese. In un appartamento condiviso con 5 persone. Sul ponte di Rialto appare anche una tenda da campeggio, simbolo qualche mese fa delle prime proteste contro l'emergenza abitativa, ma le difficoltà ci sono anche per i pendolari. Io sono di Jesolo. Dove studi? Cinese qui a Ca' Foscari a Venezia. Gli abbonamenti sono davvero aumentati molto e infatti c'è stato un aumento di credo il 10% rispetto agli anni passati. Quest'anno pago 72 euro al mese, che per 10 mesi che pago di università sono 720 euro all'anno. 400 euro di libri scolastici sono troppi, è un cartello con questa scritta. Sì, spendere così tanti soldi in libri diventa difficile per la maggior parte delle famiglie, è un peso importante. Gli studenti universitari di oggi sono nati in anni in cui il nostro paese era già in crisi di nascite e a giudicare dalle difficoltà che devono affrontare loro e le loro famiglie appare lecito porsi qualche domanda. La maggior parte di quelli che dovevano essere i fondi del PNRR per andare a finanziare proprio la costruzione di residenze universitarie sono stati sostanzialmente dati a degli enti privati per costruire residenze universitarie private. Pagare una singola 900 euro al mese non è un servizio, è un privilegio di pochi. E il sit-in davanti al comune con tentativo di ingresso a Cafarsetti per i motoscafisti dell'associazione Sostituti Taxi Acqueo. A noi, dicono, non danno le licenze, intanto in laguna è pieno di abusivi. Una fila di poliziotti, carabinieri e agenti della polizia municipale blocca l'ingresso di Cafarsetti. I motoscafisti di asta, l'associazione Sostituti Taxi Acqueo, formata per l'appunto da coloro che all'occorrenza sostituiscono i titolari delle licenze, vorrebbe parlare col sindaco. Non è la prima volta che chiedono di essere ricevuti per rinnovare ancora una volta la richiesta di nuove licenze. Il Comune di Venezia, dicono, non ne rilascia da 12 anni. Questo sindaco, dopo 7 anni di promesse, questa volta ha deciso che non ci voglia neanche più ricevere. Dopo una disposizione data da loro di 10 giorni fa che dovevano accoglierci, il sindaco è sparito.
sono spariti tutti. Agli incontri non ci sono, ti fanno parlare con gente che non sa, che poi ti dice sì, hai ragione, ma poi insomma di costruttivo resta molto poco. L'aumento delle licenze serve, sostengono i sostituti tassisti, perché la richiesta è alta e gli spazi sono sempre vuoti. A noi dicono che non c'è la possibilità di aumentare il contingente per avere delle licenze e vediamo ogni giorno aumentare esponenzialmente il livello di barche e motoscafi abusivi che organizzano servizi e fanno i servizi taxi come anche dobbiamo farli noi. Stessi, con le barche proprie. Anche gli alberghi, le vetrerie aumentano il volume di motoscafi. I vigili li vedono, si girano dall'altra parte, non c'è nessun tipo di controllo, quindi ognuno è legittimo a fare quello che vuole qui a Venezia. Mentre denunciano il dilagare dell'abusivismo in laguna, i tassisti propongono anche l'avvio di una politica di trasporti più rispettosa della laguna. Abbiamo anche redatto il fatto che ci sono delle possibilità di avere degli scafi e delle motorizzazioni green, sia green e sia antimotondoso, e il Comune è quasi 7 anni che ha all'interno dei loro uffici preposti tutte queste informazioni, come ci sono le informazioni dell'abusivismo, come ci sono tante altre informazioni. Restiamo a Venezia e andiamo all'Arsenale, dove si è aperto il primo salone dell'alto artigianato. In diretta Ilaria Marchiori. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio la prima edizione, un'edizione che promette già bene, all'interno tanti stand di alto artigianato. Il taglio del nastro qui proprio pochissimo fa insieme con il sindaco Luigi Brugnaro, l'assessore regionale Roberto Marcato e il ministro per le riforme Maria Elisabetta Casellati, che proprio in questa occasione ha detto quanto importante sia valorizzare l'alto artigianato, l'artigianato di Venezia. Sappiamo il vetro, il merletto, le perle e poi tutto quello che conosciamo delle bellezze di questa città, quindi anche i costumi di carnevale, le maschere, ma spesso e volentieri sono complicati proprio dalle riforme, dalla burocrazia. Proprio qui per parlarne siamo riusciti a fermarlo prima che se ne andasse l'assessore Simone Venturini, l'assessore al turismo del Comune di Venezia. Benvenuto assessore. Allora, un salone importante che arriva dopo il salone nautico, che ha visto grandi numeri, un grande successo, ci si aspetta di ottenere gli stessi numeri. Importantissimo valorizzare l'artigianato della città, ma non solo. Non solo, Venezia si mette a disposizione dell'intera regione del Veneto, che è una delle regioni con più artigiani e con più importanza in alcune filiere importantissime. Penso alla moda, 3/4 della moda prodotta a livello mondiale viene fatta qui, nelle nostre piccole e medie aziende, alle volte familiari, che producono le eccellenze che poi vediamo in sfilate e nelle più belle boutique del mondo, ma anche il legno, i mobili, la scarpa. Ecco, tutto questo è nel Veneto, nei distretti del tessile, del legno, del marmo. In questi giorni c'è anche la fiera del marmo. Ecco, tutto questo è oggi in mostra a Venezia, che da capoluogo si presta non solo a vetrina, ma anche da cassa di risonanza e alimentatore di questa filiera artigianale. Un momento molto importante, perché siamo qui all'Arsenale, dove le navi della Serenissima venivano costruite, e quindi c'è anche un richiamo storico all'eccellenza produttiva della Serenissima, che torna oggi a essere cuore dell'artigianato veneto. Ecco, il sindaco Brugnaro ha voluto porre l'attenzione anche sul fatto che questo salone, come anche altre iniziative che sono state messe in campo, dovrebbe servire ad attrarre anche più giovani, visto che si è parlato di spopolamento di una città che si sta svuotando, una città difficile da vivere, ma questo potrebbe essere un ulteriore stimolo. Le città non si ripopolano con i piani quinquennali come fossimo in Unione Sovietica, si ripopolano portando funzioni, portando lavoro, portando opportunità. Le città che crescono sono quelle dove ci sono nuovi posti di lavoro. È chiaro che a Venezia non si possono costruire fabbriche e impianti di grande scala, dobbiamo ritornare a creare qui posti di lavoro ad altissimo valore aggiunto, anche legati alla creatività e al saper fare artigiano. Occasioni come questa portano dal mondo imprenditori di queste filiere che potrebbero scegliere Venezia come base anche produttiva per alcuni prodotti di particolare nicchia e particolare valore aggiunto, appunto. Grazie all'assessore Simone Venturini. Qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie Ilaria Marchiori e a Simone
Venturini. Vediamo una storia adesso tratta dai giornali del gruppo Gedi. C'è una ragazza laureata che ama lavorare con il trattore nell'azienda agricola, al servizio di Leandro Barsotti. Mi trovo a Sant'Angelo di Piove, sono in mezzo ai campi perché voglio farvi conoscere una persona speciale. Rebecca, tu che sei laureata in zootecnia, com'è che ti è venuta l'idea poi di guidare un trattore? E questa passione l'ho avuta sempre fin da piccola, quando stavo in trattore con mio papà e mi divertivo molto, e successivamente, terminati gli studi, mi sono dedicata a tempo pieno a gestire l'azienda di vacche da latte, ma anche al lavoro nei campi. A guidare un trattore è complicato? Diciamo che ci vuole un po' di esperienza e io ancora adesso sto imparando. Non è facile, anche perché abbiamo un sacco di comandi qua. Qua dietro infatti abbiamo, non so se si vede, un bel carico, un rimorchio. Cosa c'è dentro? È una botte dei liquami per la concimazione dei campi. Ogni stagione ha bisogno della sua lavorazione. Esatto, si parte dalla concimazione dei campi, a seguire noi facciamo la dissodatura, prepariamo il letto di semine e seminiamo. In questo caso semineremo l'erbaio che verrà raccolto in primavera. Hai mai incontrato dei ragazzi della tua età che hanno detto wow, guidi il trattore? Più che i giovani ho i vecchi che ogni tanto quando passo nella piazza del mio paese si fermano in mezzo alla strada a guardarmi sbalorditi. Le persone comprano le cose al supermercato senza in realtà sapere cosa c'è dietro, ad esempio a una cacciotta o a uno yogurt che noi produciamo. Rebecca, che cosa ti ha insegnato la terra? Che dalla terra nasce tutto, quindi bisogna trattarla con cura se vuoi avere un buon prodotto. E come noi trattiamo con cura la nostra terra, riusciamo ad ottenere un buonissimo latte da cui produciamo dei buoni formaggi. Proprio l'altro giorno abbiamo vinto il primo premio con lo yogurt e anche il terzo premio come miglior casaro di fattoria. E dall'azienda agricola Magnasame il nostro Buongiorno Mattino. Buongiorno Mattino. Un bel servizio di Leandro Barsotti pubblicato dal Mattino di Padova online del gruppo Gedi. Vediamo adesso, nei campi non ci sono per fortuna limiti di velocità, almeno nei campi insomma, no? Si procede tranquillamente, ma invece per le strade ci sono gli autovelox e c'è la protesta dei multati di Cadoneghe che stiamo seguendo dal giorno dell'inizio delle manifestazioni. Vediamo l'ultima in ordine di tempo, quando sono andati i multati sotto le finestre del sindaco Marco Schiesaro. Fermi qua, guardate qua la mia mano! Stiamo sventolando i ricorsi perché sono partiti anche un po' in ritardo, perché il 30 scade il termine per presentare il ricorso, perlomeno al giudice di pace, e quindi questa settimana, dato che risposte non ne sono arrivate dal sindaco, dalle autorità, c'è un silenzio tombale e siamo partiti tutti con i ricorsi. Quanti ricorsi prevedete di portare al giudice di pace? Ma ci auguriamo siano migliaia, perché a vedere il numero delle multe dovrebbero essere migliaia i ricorsi. Devono ancora rispondermi dopo 72 giorni. Ci sono dei dati personali? Protocollata. No, sì, c'è il mio nome e cognome. Che meglio riprendere? Circa 70 giorni che devo avere ancora risposta. Lei è, diciamo, il motivo anche per cui c'è questa manifestazione, perché è la persona multata che aveva appuntamento oggi con il sindaco. Esatto, io avevo appuntamento con il sindaco Schiesaro questa sera alle 6 e ieri mi ha chiamata la segretaria del sindaco e ha disdetto l'appuntamento per motivi istituzionali. Comunque mi ha rifissato un altro appuntamento lunedì a mezzogiorno.
quindi dovrò richiedere un altro permesso al lavoro naturalmente. C'è molta amarezza. C'è molta amarezza. È una ricevuta a bancomat. Io sono andata in vacanza il 29 luglio e mi sono arrivate tutte le altre 10 e probabilmente ne aspetto ancora perché l'ultima è dell'8 luglio. Io lavoro a Campo San Piero, vivo a Padova e quindi sono una pendolare, faccio quella strada 2 volte al giorno. Quello che contestiamo, mi permetto di usare il plurale, è la modalità con cui sono stati installati questi Velox, la mancanza di informazione e in assoluto la mancanza di confronto poi, perché sono state messe in ginocchio delle persone, sono tantissimi soldi. Io dovrei pagare 1.500 euro. Noi cittadini non ci sono state notificate tutte le multe perché sono sul pago PA, quindi possiamo ricorrere solo per quelle che ci sono state notificate. Nel mio esempio specifico a me sono state notificate 4 multe da 42 euro, io ho pagato 43 euro per fare il ricorso, però se domani o dopodomani me ne arrivano delle altre io dovrò fare un ulteriore ricorso, pagare altri 43 euro. Quindi questa è la cosa che anche ci dispiace di più. Nello specifico, se volete inquadrare, ho preso tutte multe sotto i 60 km all'ora, che tolti i 5 km sono 55. E voi cosa vi aspettate? Sinceramente io mi auguro che con i ricorsi si chiuda qui la storia e che il giudice di pace, il prefetto, si metta una mano sul cuore, però non è che ne siamo proprio così convinti, ce lo auguriamo sicuramente. Operatori irregolari e numerose violazioni è il bilancio dei servizi che sono stati svolti nelle ultime settimane dalla Guardia di Finanza di Venezia presso i distributori stradali di carburante. 80 controlli qualità con le dogane, che sono molti, riscontrate circa 30 violazioni amministrative in 2 mesi e mezzo. È il bilancio dei servizi nel periodo estivo della Guardia di Finanza di Venezia in una cinquantina di distributori di carburante, con l'obiettivo di vigilare sul rispetto della normativa in tema di regolare comunicazione dei prezzi, la corretta esposizione al pubblico, il monitoraggio dell'andamento a contrasto di fenomeni di rialzo fraudolento. Abbiamo rilevato diverse irregolarità, tutte di carattere amministrativo, legate fondamentalmente alla mancata comunicazione, allo cosiddetto osservaprezzi del prezzo praticato del carburante o alla non corrispondenza tra il prezzo comunicato all'osservaprezzi e quello praticato presso le pompe di benzina. In particolare a Jesolo ben 2 distributori non erano nemmeno registrati sul portale del Ministero Osservaprezzi e in un caso è stato anche trovato un lavoratore marocchino in nero. Hanno visto che sul tabellone erano indicati alcuni prezzi, però all'osservaprezzi erano stati comunicati dei prezzi diversi, e questo è importante perché, come sappiamo tutti, nel momento in cui si va a fare rifornimento c'è sia il prezzo praticato dalla pompa di benzina, ma viene anche indicato, è obbligatorio che sia indicato il prezzo medio praticato. Inoltre, insieme all'Agenzia delle Dogane abbiamo fatto anche dei controlli su strada, quindi facendo dei veri e propri controlli di qualità del prodotto, quindi benzina, gasolio, prodotto energetico trasportato, e procedendo all'analisi immediata di questo carburante presso i laboratori chimici per verificare appunto che le caratteristiche corrispondessero a quelle dichiarate. Corrispondevano? Nel caso dei controlli ne abbiamo fatti circa un centinaio. Non abbiamo rilevato irregolarità. Sulla base di questi esiti le Fiamme Gialle consigliano verificare che venga sempre esposto, ben visibile, il prezzo medio praticato, e quindi non solo il prezzo del singolo distributore di carburante, di verificare la corrispondenza tra quanto indicato nei tabelloni, quelli più grandi che si vedono dalla strada, e le pompe di benzina, e, come è avvenuto, nel caso di discordanze riscontrate, fare delle segnalazioni tramite il numero 117. Sono stati sequestrati, sempre dalle Fiamme Gialle, questa volta a Vicenza, più di 12 kg di canapa e altro materiale di dubbia provenienza all'interno di alcuni negozi di cannabis della provincia che non rispetterebbero il decreto del 7 agosto 23 che prevede la vendita dei prodotti cannabinoidi nelle farmacie. Circa 800 grammi di infiorescenze di canapa sono stati confiscati anche in un'azienda di Malo specializzata nella produzione e nel commercio di prodotti di questo genere. Andiamo in pubblicità un paio di minuti e poi torniamo subito con Focus TG, altre notizie, altri collegamenti in diretta dalle province del Veneto. State con noi, grazie.
Parlano i familiari della 31enne che era stata trovata morta nel maggio scorso sul greto del Piave, vogliono la verità sulla morte di Anika. Le indagini sembrano ferme al palo, dice il suo compagno che si sta occupando dei 3 figli. Inizialmente mi aveva detto che i bimbi avevano chiesto cosa fosse successo. Con la bimba più piccola mi aveva riferito che aveva fatto i discorsi che sono quasi classici in queste situazioni, la mamma in cielo, queste cose qui. Luigino De Biase continua a crescere i 3 figli di Anika, non solo la più piccola di cui è padre naturale. In questi mesi di dolore li sta accompagnando accanto alla madre della donna e ai servizi sociali nella sua casa di Santa Bona, Treviso. Un percorso difficile, aggravato dai tanti interrogativi che circondano ancora la vicenda, quella di una giovane madre di appena 31 anni, trovata il 21 maggio scorso morta sul greto del Piave Aspresiano e per cui è stato aperto un fascicolo per omicidio che vede al momento come unico indagato l'ex Primula Rossa Franco Battaggia, 76 anni. Nel corso dell'estate, almeno apparentemente e ufficialmente, sembrano non esserci state svolte clamorose, ma Luigino De Biase, attraverso il suo legale, tiene il punto. Per lui le cose sono ferme, ma nel senso che non riesce a trovare un qualcosa che gli possa dare una soddisfazione. Lei può immaginare che il signor Luigino quello che vuole è scoprire chi ha fatto del male a Anika. Insomma, la famiglia di Anika resta in attesa di verità, convinta che l'ipotesi del suicidio, più volte paventata, non stia in piedi. Questa è una cosa che il signor Luigino esclude assolutamente e mi credo benissimo anch'io di poter dire che non può trattarsi di un suicidio. Anika era una donna molto forte, io non l'ho conosciuta, ma da come mi è stata da come mi è stato indicato era sicuramente una donna fortissima, molto legata ai figli, per cui un suicidio lo escludo. A breve però potrebbero arrivare nuovi elementi. Lo stesso anatomopatologo che ha eseguito l'autopsia avrebbe chiesto altro tempo, almeno fino alla prima decade di ottobre, per consegnare i risultati definitivi da incrociare poi con i riscontri effettuati dal RIS. Evidentemente il dottor Zennelli avrà necessità di visionare altre questioni, ma credo che ormai ci dovremo essere con il deposito. E andiamo al delitto di Nicoleta Lupo in Spagna. Amici e colleghi di Treviso sono in attesa di notizie ufficiali e di una data per salutare per l'ultima volta la donna uccisa dal compagno nordafricano. Servizio di Christian Arboit. Tutti aspettiamo di sapere qualcosa di certo per poterla ricordare. O decideranno di farla qui in questa nostra località o può darsi che decidano di portarsela in Romania. È una lunga attesa carica di dolore quella degli amici e colleghi di Nicoleta Lupo, l'infermiera rumena 51enne, residente a Treviso per quasi 20 anni, uccisa dal compagno in Spagna a Castellón de la Plana poco meno di 2 settimane fa. Killer che subito dopo il gesto si è tolto la vita. Di un femminicidio tra i più gravi registrati nell'ultimo periodo nella penisola iberica hanno parlato le stesse autorità spagnole. Il figlio Emanuel, che viveva in via Gasparinetti con la madre e impiegato in una ditta di paese, non sarebbe ancora rientrato da Castellón. Ci sono dei nodi burocratici da sciogliere. Anche al San Camillo, dove la donna aveva lavorato per quasi 19 anni fino al giugno scorso, si attendono notizie ufficiali per celebrare una cerimonia in suo ricordo. Intanto Lucia, quella che per anni è stata come la sua seconda mamma in Italia, non solo una vicina di casa, guarda anche al delitto di Maser e ai crimini contro le donne. È terribile, penso che malgrado tutto quello che succede continuano ad essere, forse le persone sono molto nervose, forse hanno troppi problemi, ma comunque c'è questa scarsa educazione al rispetto della persona, alla scelta di una persona. Sarebbe più giusto che le persone che soffrono e vorrebbero scoppiare uccidendo gli altri, sarebbe meglio solo che si suicidassero. Questo almeno finirebbe tutto quanto così almeno. Adesso tra 2 secondi vi mostriamo le immagini scioccanti di un autista di un autobus di Merano che prende per il collo un bambino. Vedete, ecco qua le immagini, prende per il collo un bambino che faceva
troppo chiasso sul mezzo pubblico, e lo prende e praticamente lo placca, insomma immagini abbastanza sconcertanti. C'è un'inchiesta in corso nell'azienda pubblica Sasa di Merano, e qui eravamo ovviamente Merano in Alto Adige. Vediamo un processo a 5 anni dalla morte. 3 persone sono state rinviate a giudizio per la morte di Martin Fiore. Qui è un altro bambino, il protagonista purtroppo, un bambino di 8 anni che era stato investito dallo scuolabus mentre tornava a casa da scuola a San Martino di Lupari. Il direttore dei lavori, il responsabile della polizia locale e il conducente del pulmino sono le 3 persone rinviate a giudizio dal Tribunale di Padova per la morte del piccolo Martin Fior. Era il 20 settembre 2018 quando il bambino, 8 anni, fu investito dallo scuolabus mentre tornava da scuola in bicicletta con la mamma a San Martino di Lupari. A nulla erano valsi disperati tentativi di salvargli la vita. Agli imputati a vario titolo vengono contestate irregolarità nel restringimento di corsia presente all'epoca lungo la strada percorsa dal bambino e l'erroneo posizionamento dei cartelli di segnalazione. L'autista del pulmino è accusato invece di non essersi fermato alla vista del bambino in bici. Il processo si aprirà il 21 novembre 2024. E andiamo una volta si diceva la telenovela del Ponte Nuovo, si potrebbe dire, di Bassano del Grappa, perché ci sono grossi problemi dopo la chiusura, pedoni, ciclisti, automobilisti su tutte le furie. C'è stata anche tensione in Consiglio Comunale ieri sera, i lavori e la proposta della minoranza di istituire un ristoro per le attività colpite dal cantiere, una proposta che però è stata bocciata. Sentiamo. Sappiamo, Assessore Zonta, che lei aspira alla santità, che lei, Presidente, inviti per cortesia l'assessore Zonta a non offendere un consigliere che sta parlando senza offendere nessuno. Ma non importa, lei è sempre nel mio cuore. Lei non è che aspira, oltre che aspirare al soglio del sindaco, aspira anche al soglio papale. Lo veniamo a sapere questa sera. Volano letteralmente gli stracci in Consiglio Comunale a Bassano, dove ormai ogni seduta diventa occasione di scontri piuttosto vivaci fra maggioranza e opposizione. E l'Assemblea cittadina di lunedì sera non ha deluso le aspettative da questo punto di vista, con uno scambio di opinioni molto duro fra il vice sindaco Andrea Zonta e il consigliere di minoranza Angelo Vernillo, con il primo che se ne va sbattendo la porta e il secondo che chiede alla presidenza consiliare di limitare le espressioni fuori microfono del componente della Giunta Pavan. Appare ironico il fatto che ancora una volta a dividere maggioranza e opposizione sia un ponte, nello specifico il Ponte della Vittoria, con il suo complesso cantiere e con la proposta della minoranza di trovare ristori o aiuti per le attività colpite dal cantiere. Provvedimento proposto e bocciato. La risposta è stata un secco no, sorprendentemente, perché la richiesta veniva da una parte della maggioranza e da tutta la minoranza, con motivazioni che secondo me non stanno assolutamente in piedi. È stato detto innanzitutto che non si può fare, perché questa sarebbe un'agevolazione che non trova fondamento normativo. In realtà le norme prevedono che in caso di lavori pubblici, a fronte di gravi disagi, si possano anche non dare dei contributi, ma ridurre la fiscalità che compete al Comune. Attenzione! Pare proprio che sull'argomento ci sia un precedente e neanche troppo lontano nel tempo. È già stato fatto oltretutto, perché quando io ero sindaco della città, in occasione dei lavori sul Ponte Vecchio, abbiamo per 2 anni eliminato la tassa rifiuti a tutti gli esercizi commerciali, più i ristoranti, più i bar, le gelaterie di Borgo Angarano, che oggettivamente avevano avuto un disagio maggiore rispetto a quelle chiusure, che peraltro erano più limitate di quelle che sono avvenute per il Ponte Nuovo. Secondo l'opposizione i fondi si potevano trovare, visto il momento e la situazione. Quindi la scelta andrebbe letta sotto una luce prettamente politica, che però va a colpire la città e i suoi commercianti. E quindi non capiamo questa mancanza di volontà di dare un segnale alle attività economiche che hanno subito un danno economico certo, in qualche caso anche particolarmente importante, e peraltro anche con una comunicazione che è arrivata tardissimo. E questo era l'ex sindaco Riccardo Poletto. Adesso sentiamo come ci ha raccontato questa seduta del Consiglio Comunale l'ex vice sindaco Roberto Campagnolo.
tutte le grandi opere che erano previste in città sono ferme, insomma, dall'ascensore, Teatro Astra, Genius Center, Scuola Mazzini, insomma è tutto fermo. Le poche opere che fanno sono elemento di spettacolarizzazione, inaugurazione, e per l'asfaltatura del ponte, perché sostanzialmente di questo stiamo parlando, del Ponte della Vittoria, sono riusciti a creare problemi anche lì, perché una cosa che doveva, secondo i primi annunci, chiudersi in 1 mese e mezzo, andrà avanti fino a dicembre, bene che vada, e ha messo in forte difficoltà le utenze deboli, nel senso che ad oggi ciclisti e pedoni non possono passare. Noi questo abbiamo chiesto ieri sera, che bisognava trovare il modo per far passare ciclisti e pedoni. In prospettiva saranno in difficoltà le utenze deboli, mettendo insieme, restringendo la carreggiata e mettendo insieme ciclisti e pedoni di fatto sopra il marciapiede, quindi questo secondo noi creerà dei problemi. E soprattutto hanno ieri sera rifiutato un qualcosa che normalmente l'amministrazione fa quando ci sono disagi per lavori pubblici, quello di riconoscere un ristoro di tipo economico o come sgravi fiscali alle attività economiche che sono state danneggiate da questi lavori per la chiusura del ponte, e anche adesso per il fatto che è parzialmente chiuso. Anche questo non si capisce perché, tra l'altro adducendo motivi che non sono assolutamente veri. L'amministrazione non ha voluto riconoscere i disagi che ci sono stati e attivare i correttivi per migliorare una situazione che sarà molto pericolosa per le utenze deboli. E il vice sindaco attuale, il vice di Elena Pavana, Andrea Zonta, ribadisce qui perché a suo giudizio non si possono applicare al caso del cantiere del Ponte Nuovo i ristori. I ristori per i commercianti le cui attività sono state colpite dai lavori del Ponte Nuovo non sono ipotizzabili. Lo ribadisce dopo la bocciatura del provvedimento in Consiglio Comunale l'assessore ai lavori pubblici. I ristori, come abbiamo detto ieri sera in Consiglio Comunale, sono previsti per legge quando si hanno dei cantieri che superano i 6 mesi di tempo, per cui un tempo di cantiere oltre 6 mesi, e con un regolamento comunale, regolamento del comune, che dà le forme e i modi con cui si possono dare i ristori, se parliamo in questo caso di ristori legati per esempio a detassazione o similari. Tipologia di cantiere, durata e regolamenti non permettono, nella spiegazione del vice sindaco, l'applicazione di ristori o sgravi per le attività colpite. Nel caso del ponte non siamo sopra i 6 mesi e comunque il Comune di Bassano non ha un regolamento a tutt'oggi approvato per applicare la legge. Qualche altro comune qui vicino ce l'ha. Abbiamo deciso adesso come amministrazione di farlo, perché magari in futuro accadrà che ci sarà qualche cantiere che supera i 6 mesi per i quali è giusto applicare e dare riconoscimento. Il Comune sottolinea infine la disponibilità espressa nei confronti delle aziende e della città in questi mesi. È anche vero che quello che abbiamo potuto fare come aiuto lo abbiamo fatto. C'è un parcheggio in sinistra Brenta che è gratuito, in destra Brenta purtroppo il parcheggio non c'è, altrimenti l'avremmo fatto. Abbiamo cercato di pensare il programma lavori anche con un'apertura intermedia. Servizi di Ferdinando Garavello, responsabile della nostra redazione di Bassano del Grappa. Vediamo un paio di titoli dal Corriere del Veneto. Gioielliere fermato in aeroporto con 150.000 euro nel trolley, vado ad Hong Kong a comprare diamanti, ha detto la Guardia di Finanza. Stipendi più alti ai sindaci, molte responsabilità, i cittadini lo capiscono. In effetti sono sempre stati sottopagati i sindaci ed è più che giusto che i loro stipendi vengano adeguati ad altri, se non ad altri. Non parliamo di stipendi parlamentari, ministri, europarlamentari, per cui un ritocco agli stipendi dei sindaci andava fatto da molti anni a questa parte. Sentiamo Monica Smidale adesso, perché è stato fissato per il 26 ottobre il Bomba Day a Stoccaredo, siamo nei pressi di Gaglio, necessario per bonificare la casa dove aveva perso la vita Riccardo Baù, 30enne morto a seguito dell'esplosione di un ordigno bellico incastrato in uno dei muri della sua abitazione.
Sono passati 4 mesi da quel terribile 1° giugno. Erano da poco passate le 10 del mattino quando un boato tremendo scosse il paese di Stoccareddo. Un ordigno bellico conficcato nel muro perimetrale della casa della famiglia Baù esplose provocando la morte di Riccardo, 30 anni appena, impegnato nei lavori di ristrutturazione della sua abitazione. La casa con lo squarcio in via Colfuste è lì, vuota. Va bonificata perché c'è un altro tubo esplosivo conficcato in una parete. Ora la data del Bomba Day è stata fissata, sarà il prossimo 26 ottobre. L'ordigno è simmetrico a quello che ha creato purtroppo quel tragico evento con la morte di Riccardo, è simmetrico, è un torpedo Bettica usato nella prima guerra mondiale, quindi una bomba carica. Per il giorno 26 di ottobre, che è un giovedì, abbiamo scelto questa data infrasettimanale o feriale in maniera tale che l'evacuazione possa comportare il minor disagio per i cittadini, pensando che i bambini sono già a scuola, pensando che i lavoratori escono prima delle 8 per andare appunto a lavorare, quindi l'evacuazione per quel giorno sarà di impatto sicuramente inferiore a quello che si pensava. Tutta Stoccareddo sarà evacuata purtroppo perché il raggio di azione previsto dalla prefettura e dagli artificieri è di 400 metri, quindi purtroppo tutta la frazione di Stoccareddo sarà evacuata. L'intera frazione di Gaglio, che conta 400 abitanti, dovrà essere sgomberata entro le 7:30. Gli artificieri inizieranno le operazioni di rimozione dell'ordigno alle 8. Hanno previsto 6-8 ore di impegno dell'uomo, quindi presumibilmente, se tutto va bene, per le 16 ci sarà l'asportazione di questa bomba, il trasferimento in zona indicata e quindi poi le famiglie e le persone potranno rientrare nelle loro abitazioni. E questo era Emanuele Munari, sindaco di Gaglio, che è spessissimo ospite di Focus. Vediamo la prima pagina della Tribuna di Treviso. Questo riguarda la Pedemontana, costi boom saliti di 361 milioni, in tutto fa oltre 2,8 miliardi. La SPA aggiorna il costo totale di progettazione e costruzione della superstrada, Covid e poi caro materie prime, maggiori oneri per provvedimenti straordinari. Si sta parlando molto anche del possibile spostamento della pista di bob a Cortina d'Ampezzo in vista delle Olimpiadi del 2026, Giochi invernali del 2026, dato il lievitare dei costi, si sta ipotizzando Innsbruck o altre località. Di alta velocità invece si è parlato a Vicenza, vediamo il servizio di Luisa Bertini. Osservazioni sulla TAV. Nell'incontro tra l'amministrazione comunale e i tecnici di IRCAV 2 RFI che si è svolto ieri. Sul tavolo le questioni sollevate a giugno relative al miglioramento del tratto ovest. C'è stata un'apertura forte sulla possibilità di interventi importanti in zona ovest definitivi, diciamo così, sulla viabilità, che quindi aiutano comunque nella fase di Ponte Alto, ma che soprattutto in prospettiva cambiano e migliorano la circolazione dei veicoli in zona ovest. Sapete che la grande questione per noi era bene gli interventi, diciamo così, che aiutano nella fase di difficoltà, ma l'obiettivo era che, visto che sono interventi che costano e che sono importanti, ci possano aiutare anche dopo, cioè che siano interventi sostanzialmente definitivi. Sul tavolo di confronto analizzato anche il tema che riguarda la cucitura dei percorsi ciclabili sulla zona ovest. Ci sono alcune ciclabili già esistenti, altre previste con il PNRR, qualcosina che c'era già nei progetti TAV attuali, diciamo nel progetto definitivo. Siccome in realtà tante di queste ciclabili non sono distanti tra di loro, stiamo ragionando sulla possibilità di cucirle e quindi di chiudere una rete ciclabile a ovest. Incontro in cui si è discusso punto per punto, ha spiegato il sindaco, anche sul protocollo di sostenibilità ambientale per la realizzazione dell'opera. Presentato a Conegliano in assemblea pubblica il nuovo progetto dell'Archistar Boeri per riqualificare l'area dell'ex Zanussi. Il progetto verrà realizzato grazie al connubio tra pubblico e privato. È una proposta che ci piacerebbe venisse poi discussa, se è il caso corretta e migliorata, e che siamo felici di poter oggi offrire alla cittadinanza.
A illustrare alla cittadinanza il master plan dell'area ex Zanussi durante un incontro pubblico nell'Auditorium Dina Orsi di Parè è lo stesso archistar Stefano Boeri, incaricato dal gruppo Grigolin di ridisegnare quasi 12 ettari dell'ex zona industriale tra via Pittoni e via Battisti. Una decina di edifici, una grande piazza, un parcheggio multipiano annesso a una struttura destinata al terziario, piste ciclabili tutto attorno al perimetro, verde verticale nei palazzi e in orizzontale nei diversi giardini. La definizione delle volumetrie è ancora in fase di accertamento, ma per la città del Cima sarà un'occasione unica per riqualificare una zona a lungo tempo abbandonata. L'ex buco nero urbano si chiamerà Borgo Verde. L'occasione di trasformare un problema in un'opportunità, un grandissimo architetto, tra l'altro un architetto che bada alla sostenibilità per un progetto che è un progetto anche in un'area sensibile, per cui diciamo, come avevamo chiesto alla proprietà quando ha acquistato l'area, siamo andati verso un professionista di altissimo livello, ma soprattutto che ci dà certezze per quanto riguarda il verde, i parchi e la dimensione urbana dell'intervento che verrà fatto. Quello che noi oggi proponiamo è un progetto che è già in qualche modo misurato nelle sue dimensioni, nell'offerta di servizi al cittadino, nelle superfici capaci di utilizzare l'energia del sole e l'energia del vento, nel numero di parcheggi, nel numero di spazi pubblici e nelle superfici verdi, dei giardini nuovi che quest'area può offrire. Borgo Verde verrà realizzato grazie al connubio tra pubblico e privato. I lavori quando inizieranno? Ma io penso fine 2024, inizio 2025, ammesso che questa proposta progettuale trovi poi il supporto anche degli stakeholders che verranno invitati al tavolo per fare i loro ragionamenti. Come diceva l'architetto, è una proposta progettuale, da qua partiamo, ma sono sicuro che è un punto di partenza veramente eccellente. Ed è lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta. Si è spento ieri nell'ospedale di Campo San Piero all'età di 81 anni Giovanni Roncato, fondatore della valigeria Roncato SPA. Grande il cordoglio a Campodarsego, dove era nato e dove ha sede l'azienda e in tutta la regione. Giovanni Roncato, noto come Gianni, era nato proprio a Campodarsego, dove aveva appreso dal padre l'arte della valigeria e dove nel 73, esattamente 50 anni fa, ha fondato la sua impresa. Giovanni Roncato lascia la moglie Loredana, i 4 figli che vedete nella foto e i nipoti. Tanti imprenditori che sono scomparsi, dei self-made men che hanno fatto grande il Nord-Est. Spesso ci sono i passaggi generazionali, spesso c'è il management all'esterno, ma le aziende del Nord-Est continuano a rappresentare il motore della nostra economia. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Nuovo in diretta con Focus TG tutti i giorni, dal lunedì al sabato, le notizie dal Veneto e dal nord-est alle 12, dalle 12 fino alle 13:30 vi diamo conto di tutto quello che accade. La riforma dello sport rischia di travolgere le società sportive dilettantistiche e soprattutto il ruolo dei volontari. È pronto a dare battaglia Dino Ponchio, presidente regionale del CONI del Veneto. Sentiamo Anna De Roberto. Io ho lettere di società anche storiche che hanno, tra virgolette, prodotto medaglie d'oro olimpiche che non continuano l'attività, pressati da queste, come si può dire, incombenze. Stesse regole per tutti, anche quando i budget però sono diversi. Sono 2 anni che la riforma dello sport pesa sulle associazioni dilettantistiche sportive come una spada di Damocle. Oggi che la legge di riforma dello sport è stata promulgata, il CONI del Veneto promette battaglia. Costringono ad avere degli adempimenti fiscali, tributari, assicurativi, normativi che saranno costi fissi che a gioco forza andranno a ricadere sul vero sponsor dello sport italiano, che non è lo Stato, le regioni o quanti altri enti pubblici o privati, ma sono le famiglie che pagano le quote mensili. 13.800 le società sportive registrate in Veneto, 650.000 i praticanti tesserati tra enti e fondazioni, 160.000
dagli addetti al lavoro tra dirigenti tecnici e allenatori. Queste le dimensioni del comparto. La norma introduce limiti per chi fa il secondo lavoro e definisce 7 figure di lavoratori sportivi. Tra queste potrebbe finire anche chi oggi fa volontariato. Il volontariato si reggeva, e lo sport italiano si reggeva sulla legge 392, mi correggano loro, quella del reddito sportivo esentasse di 10.000 euro. Un settore, quello dello sport, che dal punto di vista economico ha toccato livelli da record in Veneto. La marca trevigiana è 8ª in Italia per distretto dello Sport System, con 2.428 addetti per 527 imprese. In un territorio relativamente ristretto c'è un elevato numero di imprese e soprattutto c'è tutta la filiera, questa è la cosa più significativa. Professore di fisica che ha milioni di followers, che ha lanciato la piattaforma La Fisica che ci piace, dileggiato dai colleghi e che invece ha un grande successo quando incontra gli studenti. È accaduto anche a Bassano del Grappa. Vediamo. Più di 3.000 studenti delle scuole superiori del Bassanese hanno invaso il palazzetto dello sport di via Cadolfin. Non si è trattato di un concerto rock, anche se l'anima rock di sicuro ce l'ha il professore di fisica Vincenzo Schettini, arcinoto tra chi frequenta i social per la divulgazione originale e contemporanea della sua materia. In modo accattivante e coinvolgente ha catturato l'attenzione dei presenti, portando la sua esperienza, ma soprattutto la sua passione. Ci sono stati dei momenti, ed è durato un'ora e mezza, in cui c'era un silenzio pazzesco, e questo non perché si debba stare in silenzio, ma semplicemente perché quando siamo in comunicazione vogliamo ascoltare. Loro mi hanno ascoltato e io li ho ascoltati, è stato uno scambio incredibile, bellissimo, e quindi un grande abbraccio a questi ragazzi per il loro futuro, un grande in bocca al lupo. Un modo di insegnare la fisica diverso, anche se in realtà non si cambiano regole, non si cambiano formule, perché quelle sono. Ogni professore, ce ne sono tantissimi, che lavora guardando negli occhi gli studenti e partendo dal fatto che io ti voglio far amare quello di cui ti sto parlando, è un professore vincente, è il professore che rimarrà nei cuori, come quello dell'attimo fuggente. Senza risparmiare selfie e autografi, come una vera star, ha lasciato un segno in questi giovani cui si è rivolto con il cuore. Un messaggio che viene lanciato ai ragazzi è quello, in ogni caso comunque, di impegnarsi. È il primo passo, ecco perché non bisogna farsi fregare dal fatto che ho il professore che mi coinvolge, mi impegno, ho il professore che non mi passa l'ora, mi distraggo. Lì è un problema. Lì stai perdendo tu un'occasione di sintonizzarti col mondo, e domani lavoro, università e soprattutto affetti saranno dovuti alla connessione che saprai creare. Quella connessione la impari a scuola. La fisica è stupenda, la fisica la comprendi quando la guardi. Ciao! Insomma, è un professore mediaticamente molto efficace. È stato presentato a Casugana il programma delle Fiere di San Luca 2023 dal 6 al 22 ottobre, servizio di Edi Kaleman. 300.000 visitatori in 17 giorni, quelli registrati nell'anno 2022, numeri che fanno delle Fiere di San Luca l'evento più atteso da trevigiani e non, e che sono destinati a crescere. Nonostante il caro bollette che pesa anche quest'anno sulle tasche di visitatori e organizzatori, resta alta l'attesa del grande evento dal 6 al 22 ottobre. I costi purtroppo ogni anno lievitano e noi ne siamo vittime e non possiamo farci niente. Non vogliamo assolutamente che le famiglie debbano pagare per questi aumenti, perciò manterremo il prezzo del biglietto come l'anno scorso, invitiamo ad utilizzare gli sconti da utilizzare, c'è la possibilità di scaricarli e risparmiare fino al 50%. Quella del 2023 si preannuncia un'edizione che punta a battere tutti i record, ben 73 le attrazioni, 21 dedicati ai bambini, 49 agli adulti in completa sicurezza, 300 gli operatori impiegati. Ci sarà un grande presidio, un presidio silenzioso, un presidio giusto, in modo che non ci siano problemi sotto questo punto di vista. Si inizia venerdì 6 ottobre con il taglio del nastro che darà il via a 17 giorni di festa. Tante le iniziative che coinvolgeranno
anche i più piccoli che parteciperanno attivamente con i loro disegni e poesie. I disegni li verranno esposti alla fiera, nel padiglione della fiera e saranno anche poi premiati. Stand gastronomici che oltre a frittelle, zucchero filato e noccioline porteranno la tradizione culinaria trevigiana tra le giostre della manifestazione. Ben 3 le novità di quest'anno. 2 per i ragazzi, diciamo la fascia medio-alta, sono attrazioni estreme, ti portano a altezze elevate con forze G molto importanti e daranno delle sensazioni sicuramente molto belle. Poi una, diciamo, invece si torna alla tradizione, si torna indietro, come ho detto prima, è il toro meccanico. Il 21 ottobre è previsto lo spettacolo pirotecnico che in caso di pioggia sarà posticipato a domenica 22. Fiere di San Luca che devono rimanere a Prato Fiera, spiega la vicepresidente del Consiglio Comunale Antonella Tocchetto. Sono 1000 anni che sono là e anche la città di Treviso è abituata a vederle là, per cui secondo me insomma è il luogo naturale. Poi sono vicino alla città, le porto alla città, è vero che per 20 giorni magari il quartiere ha qualche difficoltà, ma ormai la convivenza è storica. È tutto per questa edizione, grazie ai registi Renato Cappoia e Andrea Basso. Non perdetevi questa sera la puntata di Focus, avremo le candidate venete a Miss Mondo, la nuova Miss Venice Beach, e quindi vi consiglio di seguire Focus dalle 21:15. Grazie a tutti e buona giornata.